Televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La storia della colonna infame è posta alla fine del romanzo dei Promessi Sposi. Non può essere letto il romanzo senza leggere la storia della colonna infame. Su questo Manzoni è molto chiaro. Non si può leggere il romanzo senza la storia della colonna infame. E questa è una conferma straordinaria sul fatto che questo romanzo, I Promessi Sposi, siano un romanzo sul potere e sulla prepotenza. Nella storia della colonna infame non c'è soltanto il supplizio terribile, lo sentirete raccontare, patito dagli untori, qualcosa di disumano, di atroce, ma c'è soprattutto la figura dei giudici, cioè di chi decide che sono loro, gli untori, i colpevoli. Sono giudici onesti e intelligenti, nota Leonardo Sciascia. Lo sono quanto gli aguzzini nazisti erano buoni padri di famiglia e amanti degli animali. Sono burocrati del male. Sono giudici che condannano innocenti che potevano riconoscere innocenti, anche se loro stessi giudici credevano agli untori e praticavano la tortura. Questa è la cosa atroce. Giudici che commettono ingiustizia sapendo di farla, scientemente. Giudici che non vogliono complicarsi la vita facendo indagini serie, ma che vogliono tagliarla corta e condannare per venire incontro all'aspettativa generale e per non sembrare incapaci se giudicano innocenti degli innocenti. Questo è il punto, non le false credenze popolari sugli untori. Le false credenze ci saranno sempre. Chi crede agli untori ci sarà sempre. E sempre ci saranno giudici che agiscono in questo modo. Ma è importante raccontare queste vicende, ci dice il Manzoni, per riconoscere sempre questo arbitrio, questa violenza terribile contro gli innocenti. Ascoltate bene l'introduzione, prima della narrazione della storia della colonna infame. Manzoni nell'introduzione spiega benissimo il senso di questo racconto atroce circa l'ingiustizia volontaria e personale fatta da giudici contro innocenti. E ce n'è anche per chi avrebbe il dovere di raccontare, cioè gli storici o i giornalisti. Manzoni li definisce le pecorelle di Dante, che vanno una dietro all'altra e non hanno il coraggio, letteralmente scrive Manzoni, di informarsi del fatto di cui devono parlare. Voglio dedicare questa lettura a Olindo Romano e Rosa Bazzi, ingiustamente condannati per la strage